e ha sempre meritato ogni bene, quindi quello che tu oggi vai a riconoscergli è non un riconoscimento, ma è un giusto riconoscimento a uno che è vissuto e ha dato veramente dimostrazione col suo contributo di tenere in maniera particolare alla vita e al mondo dello sport soprattutto, da tutte le squadre, a tutti i vari dirigenti, da tutti i tifosi, chiunque riconoscono in Renato un'eccellenza, un punto di riferimento. Lo era prima, lo è adesso, lo sarai sempre Renato in ogni cosa che tu farai, cercando di lottare con questi mostri, con questi spettri, ma da campione quale tu sei, siamo sicuri che affronterai sempre nel migliore dei modi questo ostacolo che c'è stato e c'è. Quindi siamo liberi di commuoverci tutti. Assolutamente sì. Grazie di cuore a me per le parole di caso. Non mi piace poter essere così commosso nel parlare, ma veramente io ho fatto tutto il resto sempre. Ho una grande passione da bambino, lo sa la mia famiglia. Mi è venuto sempre spontaneo, mai una cosa forzata, per cui è il mio modo di essere quello. Devo ringraziare fortemente la mia famiglia, tutti coloro che mi hanno seguito, i tifosi, soprattutto mia moglie. Ho patito molto ho patito, perché spesso rimaneva sola e io ero sempre in giro per l'Italia, l'Europa, ma ero un po' fissato, ecco, adesso diciamo la verità, sono un po' matto, così come dice il mio amico giornalista dell'Unione Ivan Paone, che lei conoscerà sicuramente. Sì, veniva a tempo quando il Cagliari, quando il Cagliari è venuto a tempo. Non è che è andato a Tempio. a Tempio, era come no, ce lo ricordiamo molto bene, un grande Cagliari che fece anche molto bene a Tempio. Per cui davvero grazie di cuore per questa convocazione che mi emoziona in maniera incredibile. Essere qua oggi per me è veramente toccare il cielo con un dito, perché è stato riconosciuto tutto quello che ho fatto in maniera spontanea, proprio di testa mia, con un'iniziativa personale, così come dice sempre mio cugino Cesare Corda e Bruno Corda, sono grandi giornalisti, però spesso e volentieri mi hanno elogiato per quello che ho fatto da solo, veramente da solo. Partivo, giravo l'Inghilterra in bus, da Londra fino alla Scozia, per le partite di calcio. Lei pensa se sono una persona normale. Normalissima. Normalissima. Un pazzo furioso. Mio fratello lo sa perché mi conosce da quando sono nato, sono sempre stato così. Però sono felice di questo, oggi ho la malattia, combattiamo, voglio dedicare questa convocazione da parte vostra, da parte suo assessore, a tutti i malati che soffrono, perché è veramente dei bambini che vedo tutti i giorni nel centro, mia cognata è fisioterapista, e sappiamo quanto soffrono i bambini. Io li vedo lì, mi commuovo. Io ho 57 anni, ho fatto molto nella mia vita, spero ancora di fare qualcosa, ma gliela voglio dedicare ai bambini, anche questa convocazione. Scusa davvero per l'emozione. L'emozione grande. Scusate. Devi sapere che Andrea, siamo tutti l'assessore, scusati. è una persona per bene ma con un cuore grande come un palazzo, Sì, non sì. come una casa, come un palazzo. L'ho visto. E quindi vi state incontrando tra... L'ho visto di cuore, adesso io non c'è bisogno di dire nulla, annullato. Grazie di cuore. Dedichiamo questa convocazione a tutti i malati, tutti, ovviamente a quelli di SLA, e voglio mandare un saluto a Giuseppe Borghero, un grandissimo medico che si dedica giorno e notte a tutti noi. Lo saluto carinamente, dottor Borghero, dal quale domani sarò
proprio per un appuntamento, perché ogni tanto ci vediamo. Lui mi segue attraverso i canali social network ed è felice di questo. Mi dice sempre: ti controllo ogni giorno, vedo le tue condizioni da come parli ogni giorno, per cui sei sempre sotto controllo e mi fa davvero molto piacere, a parte i complimenti. E poi ringraziamo davvero di cuore Alberto Zonchello, perché Albertino lo conosco da quando era bambino, lo vedevo sul terrazzino sopra casa mia quando era piccolo. Com'era Alberto Gli, da alta- piccolino? gli altarini. Com'era? Bellissimo, bellino, Sì, più o troppo meno. carino. Vivace? Ma rotondino era così. Vivace? No, era bello, Era bravo, era bello, magro, Era magrolino. era più magro, ma è sempre stato un fratellino per noi. Siamo cresciuti insieme Grazie di nella cuore stessa. Alberto, grazie a tutti, a tutti. Un abbraccio, non posso farlo fisicamente, ma lo faccio mentalmente col È cuore. arrivato Sì, questo abbraccio. Allora, intanto grazie, perché per me, vabbè, sono emozionato, ma sono emozionato perché sono contento della tua visita, ci diamo del tu, della tutti i familiari e di Alberto che ci ha consegnato queste cose, perché si vive anche di emozioni, di cose belle, non sempre della solita routine. certo. Quindi si apprende più in questi 10 minuti molte volte che in una vita, per il sentimento interiore che ci hai mostrato. Quindi capisco la tua preoccupazione nei confronti della famiglia, che ti senti anche, non dico di peso, ma a volte ti metterai anche questo problema. Invece non è così. Forse ti volevano bene prima e te ne vogliono più ora, perché tu hai una simpatia che non so se ti sia nata adesso o se ce l'avevi prima, adesso sei simpatico comunque e quindi sicuramente non siano io quelli che stanno con te. E quindi io che sono assessore pro tempore, sportivo, ex sportivo, ti volevo non regalare perché non è un regalo, ma consegnare un attestato e una targa per quello che sei, per quello che sarai e per quello che sei stato. Ricordandoti una cosa, che siccome sono, lo ripeto, assessore allo sport, io parto sempre da lì perché uno dice la pubblica istruzione, la cultura, partiamo dallo sport, perché lo sport è una cosa che mi ha insegnato a soffrire, a fare il gioco di squadra. Vedi che... e soprattutto a cadere e rialzarmi. Nello sport cadi e ti rialzi e così ti auguro succeda a te. Tu sei caduto e ti devi rialzare. Non so se tu sia credente o meno, io credo che tutto possa succedere nella vita. Sì. Come succedono le disgrazie, succedono anche le cose belle e qualche volta anche i miracoli. A volte con l'aiuto della medicina e a volte senza medicina. Quindi non ce ne frega niente se sia con la medicina o senza. L'importante è che tu ti rialzi e devi resistere come stai facendo. Sì. Perché sei un esempio per tutti. Quindi ora non ti dico niente, se no mi ricommuovo, ti consegno queste cose e poi magari piango per i Piangiamo cazzi dopo. miei. Aspetta Andrea che mettiamo anche la bandiera. Metti la bandiera. Vieni qua. Passo davanti, scusami. Ne metto gli occhiali. Allora, questo è, caro Renato, un riconoscimento per la pluriennale attività divulgativa in ambito sportivo. Renato Scanu, produttore, direttore, editore europea in calcio internazionale, eccetera, eccetera. Grazie. Assessore Andrea Biancarelli. Grazie Andrea, Questo è davvero per te. di cuore. Grazie a te. Sai quanto mi fai felice. E questa è una targa che, scusate, sempre della regione, che comunque te la do volentieri. Tra l'altro non per fartela pesare, ma noi abbiamo altre. Però ce la siamo conservata per uno che se la merita. Poi le altre le ordineremo per un altro anno col prossimo bilancio, senza mai far pesare niente a nessuno. Sei grande, Andrea. Abbiamo scelto di dare a te, per gli altri non ce n'era e non ce ne sarà fino al prossimo bilancio. Quindi anche questa. Grazie Andrea, davvero bellissima, complimenti a te perché sei una persona fantastica, veramente.